Non aprire la porta a sconosciuti, non rispondere a strane richieste telefoniche. Nessuno è autorizzato a fare tamponi, richiedere dati, disinfettare o consegnare disinfettanti o qualsiasi altra cosa in queste ore di emergenza. Quindi chi si propone è spesso uno sciacallo che cerca di approfittare di persone sole e spaventate. I pensionati di Confartigianato Veneto hanno diramato una serie di consigli per aiutare le persone anziane e suggerire loro di non aprire la porta né rispondere a persone sconosciute ed anzi avvisare subito i parenti di quel che accade. Avete diramato una serie di consigli per gli anziani. Diciamo che questo si inserisce sulle campagne che noi facciamo sempre annualmente riguardo al tema della sicurezza, perché il tema della sicurezza degli anziani è un tema sempre presente. In questo momento poi, siccome i sciacalli ci sono sempre, in questo momento noi stiamo facendo dei comunicati attraverso i nostri mezzi e anche attraverso i comunicati stampa, verso i nostri soci, perché sappiamo bene che gli ultra 65 anni sono il 23-24% della popolazione. Poi soprattutto la fascia più debole sono le persone sole, no? Allora stiamo appunto mandando dei comunicati dicendo di stare attenti perché ci sono i sciacalli che si inseriscono con la scusa di sanificare, con la scusa di fare i tamponi, con la scusa di verificare appunto le condizioni sanitarie di salute con gli anziani, e ora stiamo facendo questa campagna perché purtroppo, come sempre, i sciacalli ci sono sempre. Allora, intanto ribadiamo che non c'è nessuno che va a fare i tamponi per le case, non c'è nessuno che va a sanificare, non ci sono persone delegate a entrare nelle abitazioni delle persone. Però lei mi ha detto prima, anche preparando questa intervista, la cosa più triste, no? Che queste persone non vedono l'ora che qualcuno suoni il campanello, proprio per la solitudine. Certo, il motivo appunto, noi abbiamo una percentuale molto alta e aumenta sempre di più delle persone sole, per vari motivi come le spiegavo prima. Motivi sono normalmente perché magari sono soli, sono single, sono vedovi o vedove, e magari anche se hanno dei figli, i figli magari sono che lavorano distanti, insomma sono persone sole. E la persona sola è molto più vulnerabile. Perché è più vulnerabile? Perché non socializzando, non avendo contatti con l'esterno, avendone pochi, cosa succede? Che appena suona il telefono, che purtroppo bisogna tenere conto che ci sono anche le truffe telefoniche anche oltretutto, o il telefono o suona il campanello di casa, così ingenuamente, anche col bisogno di comunicare, aprono la porta e si fidano e purtroppo i sciacalli, come ripeto, ne approfittano di queste cose perché sono le persone più vulnerabili, le persone sole.